Le torri di Ostiglia, o per meglio dire il castello di Ostiglia, nasce nel 1151 per opera del marchese Ermanno di Verona, perché ricordiamo che Ostiglia a quell'epoca era sotto Verona, poi nel 400, agli inizi del 400, entrerà nei possedimenti dei Gonzaga. All'inizio del Settecento poi entrerà nei possedimenti austriaci dopo la caduta della casata dei Gonzaga, e dal 1866 Ostiglia farà parte del Regno d'Italia dopo la vittoria nella terza guerra di indipendenza. Del castello di Ostiglia, che ricordiamo risale al XII secolo, le prime costruzioni risalgono almeno al XII secolo, rimangono tutt'oggi tre torri che sono le cosiddette torre campanaria, torre dell'orologio e la cosiddetta torre delle prigioni. Noi in questo momento ci troviamo all'interno della torre dell'orologio. La torre dell'orologio che, come la torre campanaria, ospita dei reperti ritrovati nel corso degli anni dal gruppo archeologico ostigliese. In particolare conserva due meccanismi di orologio, uno effettivamente ritrovato dal gruppo archeologico ostigliese, un meccanismo di orologio che metteva in funzione, in moto, il meccanismo dell'orologio che attualmente si trova a Palazzo Foglia in Piazza Cornelio, e un altro meccanismo che tuttora si trova in cima alla torre dell'orologio, che è stato restaurato e risalente al 1834. Ed era un orologio che funzionava a pesi. In pratica queste due enormi sfere venivano issate e pian piano scendendo mettevano in moto tutto il meccanismo, che era un meccanismo a ingranaggi. In questa vetrina abbiamo alcuni reperti metallici recuperati sia nel castello di Ostiglia che nella rocca di Pontemolino, che oggi come allora fungeva da zona di confine. Abbiamo reperti di vario tipo, abbiamo dei coltelli da macelleria, delle fibbie militari, delle fibbie ad uso diciamo comune, abbiamo dei chiodi, dei sigilli in piombo, anche dei proiettili in piombo di varia misura. E tra gli oggetti a mio parere più belli ci sono sicuramente le monete, che risalgono in particolare tra il 400 e il 500, quindi siamo in presenza di monete di epoca gonzaghesca. Noi ora ci troviamo nel camminamento che univa e che unisce tutt'oggi le due torri, in particolare che unisce la torre dell'orologio con quella campanaria. Il camminamento noi oggi lo vediamo chiuso, murato, ma originariamente era aperto con le classiche merlature da castello, e qui effettivamente passavano i soldati che erano a guardia del castello. Qui in particolare abbiamo la torre dell'orologio. Questo è il camminamento che univa e che unisce tuttora le due torri, quella dell'orologio e quella campanaria. Questa è la chiesa di Santa Maria in Castello, e qui abbiamo la rocca di Ostiglia. La rocca di Ostiglia nel 1649 vide la parte più attaccata, più adiacente al Po, crollare a causa delle fondazioni erose proprio dalla corrente. Dopodiché la rocca di Ostiglia venne smontata dal governo austriaco nel 1729, perché ormai Ostiglia aveva perso la sua importanza militare, e quindi vari mattoni furono riutilizzati anche per San Benedetto o per Mantova. Ora noi ci troviamo all'interno della torre campanaria, che oltre al modello di Ostiglia che abbiamo appena visto ospita anche dei ritrovamenti in ceramica con riproduzioni floreali, e molto interessanti sono anche le riproduzioni di volti con le quali possiamo vedere le capigliature tipiche dell'epoca. In particolare abbiamo ceramiche provenienti dal castello di Ostiglia e anche altre bellissime ceramiche provenienti dalla rocca di Pontemolino. In particolare abbiamo quest'altra ceramica dove abbiamo raffigurato un cane. Il pezzo più importante e particolare
dei reperti presenti all'interno della torre campanaria è sicuramente questa balestra, cosiddetta balestra pallottaia. Cos'è una balestra pallottaia? In pratica possiamo definirla come una fionda gigante che usavano le dame del tempo per dare la caccia ad animali di piccola dimensione, come per esempio uccellini. Di questo modello abbiamo due esemplari. Il primo che abbiamo qui a Ostiglia e il secondo si trova al Musée de l'Armée e sappiamo essere appartenuto a Caterina de' Medici. Prima della pandemia il gruppo archeologico ostigliese si era impegnato a tenere aperte le torri per fare in modo che il pubblico potesse visitarle, dopodiché dal marzo del 2020 a causa della pandemia tutto purtroppo si è bloccato. Ora c'è il progetto di recuperare la parte medievale dell'abitato di Ostiglia. Noi ci auguriamo ovviamente che questo progetto vada a buon fine e ricordando che comunque il gruppo archeologico ostigliese è sempre disponibile per consulenze tecniche e scientifiche e ripeto, ci auguriamo che questo progetto vada in porto anche perché noi pensiamo che la cultura possa giocare un ruolo fondamentale nella ripartenza del nostro paese.